Buonanotte. Benvenuti su questo video. Ciao e bentornati. Oggi sono con la mia famiglia, mia figlia Daniela. Siamo nelle Agordino, nel Bellunese, per visitare un grosso centro minerario. Andiamo a vedere. Perché? Le prime documentazioni risalgono ai primi del 400, ma lo sfruttamento minerario iniziò fin dall'epoca romana, fino al 1962. Qui si estraeva rame ed argento, attività che si sviluppò durante il periodo della Repubblica di Venezia, impiegando fino a 1300 persone. Pensate che qui in questo centro minerario ci sono ben 16 stabilizzini per il legname, forni fusori, centrali idroelettrica, stalle e carbonile con polveriera e impianto di lavaggio del minerale con frantumazione, con 3 ingressi minerari da andare a vedere. Furono così 8 secoli di fulcro economico per questa valle. Diedero lavoro a moltissima gente. Siamo all'interno delle scuderie perché anche i cavalli venivano utilizzati per trainare fuori i carrelli dalle miniere. Questa che vediamo è una rosta, praticamente qui veniva fatto cuocere il minerale, in gran parte veniva tolto lo zolfo prima di essere portato ai forni per la fusione. Lo zolfo veniva recuperato durante la rostitura e successivamente raffinato per la vendita. E lavoravano i bambini e anche le vedove dei minatori. I resti delle officine che servivano per riparare le varie rotture nelle miniere o i macchinari. Siamo pronti per entrare alla Galleria Santa Barbara e lì si vedono ancora i blocchi delle teleferiche. Questo che vediamo con la scritta 1962 era il blocco che era stato messo al tempo della chiusura della miniera per impedire l'accesso, che ricorda la data. Entrare nella Galleria Santa Barbara e percorrerne i 130 metri iniziali dei 500 complessivi che conducono al Pozzo Capitale, osservare i conci in pietra irregolari in cui è rivestita nella prima parte e le filladi quarzifere con cui è modellata nella seconda e percepire l'umidità che la caratterizza. Immaginare i passi e le fatiche distanti secoli e secoli dei minatori di un paese riva monte che con la miniera ha vissuto in maniera simbiotica. Buoni. Sì. I resti di una teleferica.
Questa che stiamo andando a vedere è una galleria scavata nella roccia, una cascata artificiale creata dai minatori per deviare l'acqua nelle gallerie. Guardate che spettacolo! Mentre questo è l'impianto di frantumazione con la teleferica. Questo che vediamo, un tempo c'era una ruota idraulica che serviva per il pozzo capitale, che è qui sotto. Stiamo per entrare alla galleria Fusinelle, che è stata utilizzata per lo scoglio delle acque. Andiamo! La galleria Fusinella serviva per smaltire le acque della ruota idraulica che azionava un argano dei Kubel del pozzo capitale, in questo caso di maggiore affluenza d'acqua oppure di fermo della ruota idraulica. Le acque venivano dirottate nella galleria e poi venivano sversate nel torrente Imperina. Siamo all'interno del pozzo capitale. Fermati. Guarda alto. Ferma lì. Siamo lì ancora. Ferma. La galleria Fusinella è un splendido esempio di galleria a sezione eliosoidale rivestita in conci in pietra. Fu utilizzata fin dall'Ottocento come pozzo di estrazione. Si notano ancora delle cugne in legno per tenere la volta in pietra della miniera. Un vero e proprio labirinto di cunicoli. Ora entriamo alla Galleria Magni, l'ultima galleria più moderna, chiusa nel 1912. Già si vede tutto il volto in cemento. La galleria Magni porta al pozzo Donegani, che in origine si chiamava Pozzo Erizzo, costruita nel 1800. Nel 1912 venne ristrutturata e allo stesso tempo viene tracciata una nuova galleria Magni, più in alto di circa 3 metri rispetto alla vecchia galleria, in modo che le frequenti piene non la allagassero. Il pozzo Donegani, situato al termine delle gallerie Magni, era profondo 192 metri. Ecco gli ascensori. Guarda che bello. Mentre questo è il pozzo Donegani, scende fino a 193 metri. Guardate che roba. Si vedono le rotaie, una decavì.
Sale Argani, dove agganciavano i carrelli e li trascinavano fin lassù. Entriamo a vedere un accesso secondario alla Galleria Magni. Sono tutti sisti carboniosi, è praticamente pieno. Guarda che pezzo. E anche lassù si vedono antiche strutture. Qui siamo all'interno dei forni fusori, esattamente nelle vasche che risalgono, pensate, al XVI secolo. Vasca di raccolta del rame, si nota ancora l'azzurro, l'ossido rimasto, si respira ancora l'aria di duro lavoro, di fatica. Un lavoro davvero duro questo. E dal centro minerario delle Valli Imperine è tutto, noi ci vediamo in un'altra avventura, ciao! Ciao!